L'ex presidente degli Stati Uniti d'America, Donald Trump, ha subito un attentato mentre parlava in un comizio elettorale in Pennsylvania. Era sul palco che parlava e a un certo punto ha avvertito qualcosa di strano all'orecchio ed è il punto in cui evidentemente è stato raggiunto dal colpo d'arma da fuoco sparato da un attentatore che verosimilmente era tra la folla. Prontamente Trump è stato poi protetto e circondato dai servizi di sicurezza che lo hanno condotto e portato altrove. Mentre lo portavano via, Trump è comunque riuscito a sporgersi, diciamo, tra gli agenti, mostrare il pugno chiuso in segno di vittoria e con una foto che molto probabilmente è destinata a diventare virale e rimanere nella storia. L'opinione pubblica si è subito divisa, è avvenuta la solita polarizzazione, c'è chi attribuisce a Donald Trump toni messianici e quindi vede in questo attentato la dimostrazione che Trump è inviso ai poteri forti, al deep state e quindi un uomo pericoloso per poteri oscuri, poteri forti. C'è invece chi ha detto che si tratta tutto di un teatrino fatto, orchestrato, messo in scena per aumentare la popolarità di Donald Trump e portarlo alla Casa Bianca nelle prossime elezioni presidenziali del novembre 2024. Ora, io rifuggo sempre da queste analisi semplicistiche e voglio attenermi ai fatti, commentare i fatti, ed è un fatto che mi ha colpito, riguarda proprio l'attentatore. L'attentatore è rimasto ucciso, colpito da un cecchino. Nella vicenda è morta anche un'altra persona e ne sono rimaste ferite due. Ora io mi chiedo e chiedo a voi che state seguendo questo video, magari ci sono anche esperti di sicurezza pubblica, ma uccidere l'attentatore non è una enorme sconfitta? Cioè, se tu vuoi scoprire la verità, devi fare in modo che l'attentatore rimanga in vita, cioè devi neutralizzarlo, fare in modo che non possa fare ulteriori danni e arrestarlo. Se vuoi scoprire la verità, con un attentatore morto sarà chiaramente molto più difficile scoprire la verità, per non dire impossibile. E questa costante dell'attentatore morto è ormai appunto una costante, lo si vede dai tempi degli attentati di Al-Qaeda oppure dell'ISIS, cioè gli attentatori vengono sempre uccisi, non sappiamo mai più nulla di loro. Io mi domando come mai e perché. Utilizziamo sempre il pensiero critico e facciamoci sempre delle domande. Capolinea è l'ultima fermata della libera informazione.